Sono sempre di meno i bambini in Sicilia che frequentano la scuola dell'infanzia. L'associazione Open Police ha lanciato l'allarme pubblicando un'indagine sul ruolo educativo e la presenza degli asili nido in tutto il paese. La scuola dell'infanzia, frequentata dai bambini tra i 3 e i 5 anni, è il pilastro tra l'asilo nido e la scuola dell'obbligo. La sua funzione educativa è fondamentale per lo sviluppo del minore. Frequentarlo o meno può fare la differenza sull'apprendimento successivo dei ragazzi. Secondo l'Istat, nel 2008 in Sicilia frequentavano la scuola materna ben 93 bambini su 100, nel 2017 è crollata all'87%, mentre 5 anni fa, nel 2012, era notevolmente migliorata circa al 95%. Non è una questione solamente statistica. Esiste sempre una correlazione tra la partecipazione all'istruzione pre-primaria ed i risultati scolastici successivi. I bambini che frequentano la scuola dell'infanzia si ritroveranno meglio nelle classi successive, evitando bocciature ed abbandoni precoci. Lo confermano i test invalsi che misurano le competenze in lettura e matematica dei bambini di seconda e quinta elementare, di terza media e del secondo anno delle scuole superiori. Il punteggio in matematica dei piccoli siciliani che avevano frequentato la scuola dell'infanzia è stato di 65 punti contro i 63 dei compagni che non avevano avuto questa possibilità. La Sicilia è lontana 3 punti e mezzo dalla media nazionale, che è del 91%, e di oltre 6 punti dal Piemonte, è al 94%. La Sicilia è scesa infatti al di sotto della soglia che la Commissione europea considera irrinunciabile per rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro, il 90% dei bambini che possono frequentare la scuola dell'infanzia.